20:10 del sabato sera, buonasera, ben ritrovati in diretta. Treviso d'estate è il titolo che abbiamo scelto oggi, anche per ricordare un po' quanti e tanti, quali sono gli appuntamenti dell'estate ormai iniziata da qualche giorno in città, cosa consigliare, come stare andare, un po' anche consigliare da una parte quali attività seguire. Ce n'è una di cui vi parleremo tra poco, che riguarda proprio questi minuti, credo, no? Non so, Assessore, così, no? Dobbiamo dirlo. Assolutamente. Quindi finito di mangiare, finito di guardare 20:10, dove bisogna andare? In Piazza Rinaldi, velocissimi, c'è un bellissimo film da vedere. Buonasera, ben trovato a Paolo Camolei, buonasera a assessore tutti. al Commercio Comune di Treviso, Enrico Zanon, presidente di Confcommercio del centro Treviso, ben trovato anche a lei. Buonasera. Allora, è chiaro che arriviamo poi a discutere di quali eventi, di che cosa avete programmato, così lo ricordiamo anche a chi ci segue da casa, però volevo chiederle prima, perché è stata tema di dibattito un po' nelle ultime settimane in particolar modo, dopo tutto quello che abbiamo vissuto anche in Europa. È chiaro che c'è una piccola preoccupazione per gli eventi, certo che riguarda più i grandi eventi, no? Però sono 1700 in tutta Italia durante questa estate, vado a memoria, e per i quali Minniti insomma chiede grandi attenzioni, e così come anche a Treviso, no? Assolutamente, assolutamente. Ormai gli eventi, soprattutto quelli dove c'è veramente una presenza importante di folla, vengono concordati e seguiti anche con prefettura e questura, proprio perché purtroppo non è un allarme rosso, ma sicuramente uno stato di attenzione, fra virgolette, particolare in questo momento c'è, e quindi siamo anche noi attenti ai rumors, alle sensazioni, ma anche a quelle che possono essere notizie che ci arrivano appunto da chi è preposto a seguire in prima persona queste criticità. Qual è l'evento dell'estate, per esempio, sul quale ci sarà più attenzione? Cioè, ormai sono comparsi in New Jersey dappertutto, anti-camion. Sì, certo. Fa impressione. Beh, noi come concentrazione sicuramente Suoni di Marca è uno degli eventi che, fra le altre cose, ha un percorso abbastanza prolungato, quindi di 2 settimane con 3 weekend, e di conseguenza sicuramente lì abbiamo già previsto tutta una serie di interventi. Ci siamo trovati più volte con Paolo Gatto, il quale sta dando chiaramente la massima disponibilità, e quindi credo che sia un evento nel quale possiamo avvicinarci con la massima serenità, la massima tranquillità, che uno spettacolo all'aperto della bellezza di Suoni di Marca, con l'offerta che viene data sia musicale ma non solo musicale. Grandi nomi, no? Ho letto. Sì, quest'anno ci saranno veramente grandi nomi, da Alex Britti, insomma ci saranno veramente persone importanti, ma poi c'è proprio quello che ormai è diventato un momento di ritrovo conviviale della vita quotidiana della città di Treviso, e non solo, perché Suoni di Marca attira anche tantissime persone dalla provincia, certo, dalle aree un po'. Esatto, e questo io credo sia una delle cose belle, perché abbiamo bisogno anche di ritrovare questo modo di stare insieme in maniera semplice ma coinvolgente, davanti a un buon bicchiere di birra, ascoltando dell'ottima musica, e insieme magari a dei gruppi di amici, o anche per fare nuove conoscenze e nuove amicizie. Purtroppo le nuove generazioni hanno un po' perso queste tradizioni anche estive. Poi magari parleremo di un weekend appena passato nel quale io ho proprio cercato di riportare invece nella piazza di Treviso quel modo di vivere la piazza d'estate, che era con la seggiolina fuori, il gelatino in mano, gli amici, si chiacchierava, un po' di musica, un po'. La comunità, il senso comunità che oggi i sistemi moderni, a cominciare da internet, gli iPad, i cellulari, tante volte ci distaccano da quello che invece è la vita proprio della tua piazza, del tuo borgo, del tuo quartiere, che io invece sono fermamente convinto che abbiamo bisogno anche di dire fermiamoci un attimino, ricordiamo anche come eravamo. Quale cantante va a seguire lei, quale le piace? Diciamo un po' tutti i cantautori italiani. Sono più per la musica italiana, che io sono un tradizionalista. Allora, quindi hai capito, non bisogna chiudere quest'estate? No, bisogna sempre stare nel pezzo, come si dice, no? E quindi volevo aggiungere proprio che questo serve anche per riqualificare le zone della città, no? Che nel tempo magari possono essere abbandonate per un motivo o per l'altro, però ridandogli vita, partendo da noi stessi che ci viviamo all'interno della città, possiamo dare lustro e quindi riportare questo modo anche di vivere tra di noi insieme, proprio all'interno della città stessa. E non chiudere perché se si tiene quando c'è la gente che viene in città, credo che sia una cosa logica non dover chiudere, tenere aperto e come si dice,
sperare, dopo la speranza è quella che ti dà, che ti dà la forza anche di andare avanti. Ci sono negozi che scelgono di non chiudere quest'estate, sì, tanti. Il problema parlo delle ferie, ovviamente, il periodo di ferie, sfruttando... Sì, diciamo che ci sono quei periodi dove uno dedica lo spazio alla famiglia, certo, è anche logico. Dopodiché bisogna anche dire che il commercio è formato da commercianti, posso dire quasi uno diverso dall'altro, quindi con tante mentalità, e bisogna riuscire a trovare l'equilibrio tra di loro, no? In modo che dopo si riesca a far rete e quindi riuscire, può chiudere uno, può aprire l'altro, nel caso di attività tipo bar, ristoranti, che sono quelli che servono in prima necessità per il pubblico che viene in centro, nel centro storico. Dopodiché ci sono tutte le altre attività che insomma bene o male vedo che reagiscono bene, tengono aperto. Tra l'altro quest'estate, anzi ormai credo fra poche settimane partono i varchi ufficialmente, no? Quindi anche su questo bisogna dire qualcosa, poi sentiremo Zanon che cosa ne pensa. Il 17 luglio diventeranno operativi questi nuovi sistemi di controllo, però devo dire la verità che abbiamo già ottenuto un ottimo risultato, perché siamo passati da oltre 4.000 passaggi giornalieri, 4.400, 4.500 di media, a 2.000 e qualcosa. Cioè cominciano a capire che lì bisogna stare attenti. Assolutamente. Sì, soprattutto più che stare attenti, magari qualcuno sapeva già che doveva stare attento, solo che faceva il furbetto, così fra virgolette. Ora c'è molta più attenzione, di queste 2.000 e qualche macchina al giorno che passa, solo un 7% è autorizzato. Non è munito. Ah, non è munito, quindi sono in gran parte già muniti. 93% sono muniti, e anche questo è un gran bel risultato, vuol dire che la gente ha capito che è un sistema semplice, che è un sistema migliorativo, che non è penalizzante, e che quindi con pochissima fatica si può viaggiare tranquillamente anche all'interno delle zone ZTL. Dobbiamo autorizzare anche le macchine di Antena 3 o basta il logo? Come funziona di solito? Perché almeno a Padova io glielo dico, bastava averla logata, no, però qui... certo devi dirlo comunque, devi comunicare, bisogna dirlo. Qui diciamo che insomma, è meglio, è consigliato comunque. Dobbiamo sentirci entro il 17 luglio, mi sa, allora, perché ho già visto fioccheranno le multe come al solito. È abbastanza facile poi richiedere il permesso per passare, no? Quindi è solo adesso si è regolarizzato una cosa che già esisteva prima, no? Perché le ZTL già c'erano prima che ci fossero i varchi, quindi adesso è solo una regolamentazione del flusso. Quindi basta far domanda. Però adesso è più tecnologico, c'è la sanzione. Assolutamente, c'è però anche la possibilità di intervenire postumi, qualora uno entrasse e poi si rende conto perché magari non è di Treviso, esatto, che ha sbagliato e viene segnalato, il giorno dopo può dire guarda che sono entrato ieri, non ero sprovvisto di pass, di autorizzazione, però te la chiedo adesso. Questa è una cosa singolare però, vero? Non credo che la applichino altre città. No, la applicano anche altre città in alcune funzioni. Poi noi abbiamo voluto proprio cercare di dare questo spazio, anche perché era partita un po' male, era stata un po' strumentalizzata. Ah, vogliono fare cassa, noi non vogliamo proprio fare cassa. Noi amiamo, e il periodo degli alpini ce l'ha consacrato, che avevamo visto giusto, noi amiamo una città vivibile per l'uomo, vivibile per la persona, per i bambini, per gli anziani, per i passeggeri. E quindi è talmente bello passeggiare che siamo fermamente convinti che questa sia la strada, quindi non abbiamo bisogno di fare cassa con questo strumento, vogliamo solo far capire che c'è un modo di vivere quell'area della città che è premiante per tutti, a cominciare dal commercio, che si renderanno conto pian piano, ma alcuni hanno già cominciato mentalmente ad avere un'inversione di tendenza. Tenete presente che comunque parte del Calmaggiore è già penalizzata totalmente e la maggior parte dei negozi lavorano proprio in quell'area completamente scoperta dalle auto. E poi chiaramente anche la possibilità, come dicevo, per le famiglie di passeggiare, di vivere e di avere anche dei plati attici esterni molto più fruibili, insomma, un modo di vivere più a misura d'uomo. Che costo ha la richiesta del permesso? Gratuita, basta una mail e viene rilasciata gratuita. Quindi non pensa che ne approfitteranno, non la faranno tutti? No, devono avere delle condizioni di attenzione particolari, cioè ci sono i residenti, ci sono i commercianti, ci sono i liberi professionisti e ci sono i fruitori occasionali. Il fruitore occasionale deve avere una motivazione. Se io all'interno della zona del ZTL ho mia zia che ha un'età particolare, devo andarla a prendere perché la devo portare dove voglio con la famiglia, chiedo l'autorizzazione per l'arco temporale di mezz'ora di accesso e l'arco temporale di mezz'ora di accesso per il ritorno alla sera.
e posso accedere. Quindi ci vuole una motivazione che tutti possiamo dire entro, anche perché, certo, no, perché parcheggi non ce ne sono, quindi non c'è la possibilità di fermarci, devi fermarti solo temporalmente per l'uso specifico. Devo andare nel negozio di Enrico in centro, in area pedonale, per caricare un mobile in questo caso, o un pacco voluminoso, chiedo l'autorizzazione, mi fermo davanti al negozio 10 minuti, carico, esco senza nessun tipo di problema. Beh, altrove si paga tra l'altro il permesso, no? Glielo dico perché insomma anche quello dei giornalisti, insomma, io pago sempre tutto, quindi esatto, no, perché insomma, vabbè, però siete preoccupati insomma, dopo questo inizio che ricordo insomma anche io nei match dell'assessore Camolei. Sì, adesso? Però ripeto, le difficoltà sono sempre perché abbiamo tante teste. Io ormai sono 4 anni che porto avanti insieme all'assessore un certo ragionamento di città, di come deve essere vissuta, di come deve vivere la città, e secondo me stiamo lavorando bene, abbiamo portato degli ottimi risultati nell'arco di 3 anni, abbiamo visto, almeno io che ho un negozio e che ci vivo all'interno della città, vedo la differenza, non perché sono uno dei protagonisti insieme all'assessore a organizzare, a fare, ma perché vedo i risultati, e quindi un po' alla volta, come diceva Paolo, sicuramente tanti altri si uniranno, come lo stanno già facendo, si stanno unendo e diventano protagonisti anche loro, no? Negli stessi eventi, e questo un po' alla volta, con calma, ma neanche tanta, visto come ci siamo mossi, si arriverà secondo me a degli ottimi risultati. Più noi ci rendiamo conto che uniti possiamo fare qualcosa di più invece che lavorare sempre nel proprio orticello, e più sicuramente faremo squadra, faremo cose belle insieme, e tutto per la città. Prima di tutto, dopo è logico che ognuno deve fare il proprio tornaconto, chiaro, poi dal punto di vista commerciale. Però allora, tutta la città. Ci fermiamo per un minuto, poi torniamo a parlare di eventi a Treviso, vi aspettiamo. (20:10), torniamo in diretta a Treviso d'estate. Non ho capito, Zanon, quale evento le è piaciuto, ha guardato, vuole andare a seguire? A me piacciono tutti gli eventi che facciamo in centro città. È troppo facile, adesso abbiamo l'evento importante questa sera al cinema all'aperto, che secondo me è da non perdere, dove viene riqualificata una piazza che ha subito un po' di proteste. Quelle due, diciamo, di cui si parla ormai da un bel po'. Esatto, e quindi gli stiamo, almeno per l'estate, gli stiamo dando una nuova vita. Dopo cercheremo di migliorare anche l'offerta che verrà proposta per i cittadini. Che film c'è questa sera, tra l'altro? Stasera c'è Amici miei. Bellissimo. Quindi dopo la settimana della piazzata del Conte Emo Capodilista, diciamo che è una roba. Poi non bisogna dimenticare domani che c'è il mercatino dell'antiquariato ogni quarta domenica del mese, in Borgo Cavour, che è un appuntamento fisso, ma che cresce volta di anno in anno, di mese in mese. E poi stiamo aspettando Suoni di Marca, comunque con... Quando parte Suoni di Marca, a proposito? 22 mi sembra. 22 luglio. Esatto. Sì. E poi altri eventi che è giusto ricordare? Diciamo che adesso parte un po' l'estate trevigiana, dove ci sarà commedia, dove ci sarà teatro, dove ci sarà musica, dove ci saranno incontri. Noi veniamo da un weekend estremamente importante per la città, proprio perché abbiamo sviluppato C'era una volta Treviso d'estate, e l'abbiamo riposizionata un po' su quello, anzi l'ho voluta riposizionare appositamente su quello che dicevo prima, quindi proprio sulla vita del quartiere. Abbiamo portato Goldoni in piazza Santa Maria dei Battuti, abbiamo portato la musica antica, abbiamo portato Borgo Cavour, Elvis Presley sulle mura, le Vespe, quindi tutta una serie di eventi. Le Vespe sì, è vero, l'ho visto, carino. Le Vespe le organizzate Enrico. Parliamo delle due ruote comunque, nel senso, lo dico perché ci serve da casa, no? Certo. E quindi sono stati momenti veramente emozionanti anche per certi aspetti, perché piazza Santa Maria dei Battuti, con la musica antica, queste ragazze che danzavano in costumi, con questa musica praticamente quasi tutta vocale o con strumentazioni che ormai non abbiamo più in uso, è stata veramente in un imbrunire importante, è stato veramente un momento di grande emozione, e quindi vogliamo continuare in questi percorsi che non si sviluppano solo su questi temi, ma anche sui classici mercatini che ormai hanno reso
famosa e importante al centro di Treviso, anche con delle specificità particolari come il vintage, che parlando di C'era una volta non potevamo trascurare questo. Abbiamo portato le musiche con i Beatles, interpreti, quindi è stato veramente un ritorno a quando eravamo bambini, al gelato in mano, alla buona musica e alle 4 chiacchiere. Senta, però visto in questi giorni abbiamo letto dell'onda lunga, diciamo, dell'effetto in realtà negativo dell'assenza di Goldin, no? Per il calo invece di visita al Bailo, su questo cosa dice? Diciamo che il Bailo ha una vita sua, non lo possiamo legare, assolutamente. Il Bailo ha una sua entità e una sua vita. Io sono sempre stato un sostenitore delle due tipologie. Noi abbiamo delle permanenti che sono importanti come quelle del Bailo, ma che non potranno mai essere attrattive, cioè noi non abbiamo la Gioconda. Uno non parte da Roma per venire a vedere la nostra permanente. Questo non vuol dire se qualcuno disse qualche anno fa che aveva origini trevigiane, non so se... può essere, però no, perché insomma, purtroppo avevamo letto anche questo, ricordo, sui giornali. Mi sembra che comunque la tengano da un'altra parte, non a Treviso. È sbagliato, però è da un'altra parte, esatto. Vabbè, purtroppo così. Quindi, sì, per le altre cose, sbagliato in tutti i sensi. Bene, però diciamo quindi il Bailo va per la sua natura. Io invece credo che l'arte abbia bisogno di interpreti come Marco Goldin, di manifestazioni, di mostre importanti come quella che ha portato, perché in quel modo riusciamo a far vivere anche le nostre permanenti, sia che siano all'interno di Santa Caterina, sia che siano all'interno del Bailo. Altrimenti è anche oggi difficile per la pubblica amministrazione, so che qualcuno della maggioranza non è particolarmente d'accordo su questo, ma la democrazia permette anche di spaziare in idee diverse. Io credo che questo sia il salvataggio per tutto il resto dell'arte. Oggi abbiamo, solo per chiudere, la Salce che in questo momento sta dando un buon aiuto, però è logico che l'importanza dei quadri, Monet, Manet, Van Gogh, che abbiamo visto, creano un interesse generale per tutto il sistema museale trevigiano. Sicuro è stata per molti giorni la mostra più vista in tutta Italia, quindi queste benedette piazzette allora? Cioè, Rinaldi, diciamo, Piazzetta Santa Maria dei Battuti torneranno a splendere. Sì. Percorso giusto o no? Il percorso è dietro una logica di tempo. Abbiamo raccontato la prima attività che ha riaperto. Quindi... io ripeto, ci vivo anche in quella zona, quindi la vivo proprio in prima persona. Siamo noi i primi a dover animare la strada, noi, perché se io arrivo a casa e sto chiuso dentro casa tutto il giorno o non apro la bottega, quella piazza rimarrà deserta, passeranno 2 o 3 persone e basta. Se io sono il primo a scendere in strada e a fermare l'amico e a parlare e a ritrovare quel senso di dialogo tra di noi, la piazza si rianima. Io nell'arco di un mese ho visto proprio un cambiamento, anche perché, ripeto, se la piazza la lasci deserta dai libertà di sfogo a chiunque, anche a chi non vorresti sotto casa, in piena notte anche, no? Mentre vivendola tu in prima persona quasi allontani certe realtà. Di notte ci sono problemi, no? Beh, adesso no, perché con i controlli che ci sono avanti e indietro passano 3-4 volte, soprattutto a Santa Maria dei Battuti. Però, ripeto, per renderla viva servono gli eventi, quindi la collaborazione del comune, la nostra stessa, degli organizzatori, di chi c'è, dei commercianti della stessa zona, e con questo continuo a dire un po' alla volta, perché vedo che i tempi non sono da oggi a adesso, sono con calma, si può arrivare a dei ottimi risultati. Allora, intanto c'è anche un evento oggi e domani invece che riguarda lei personalmente e le bocce, che dicevamo prima di iniziare questa chiacchierata, che mi incuriosiva perché c'è un mercato enorme, uno sport comunque seguitissimo. In cui l'Italia, fra le altre cose, è interprete anche a livello europeo molto importante, sono le bocce, e c'è il Memorial Olindo Camolei, che era mio padre, lo facciamo presso la Bocciofila Olimpia a Santa Maria del Rovere, e si sfideranno i giocatori più importanti d'Italia in questo torneo, un torneo molto sentito ma soprattutto anche molto bello da vedere. Sarà perché io devo dire la verità, essendo figlio di un grande appassionato di bocce, l'ho vissuto sin da bambino,
bambino e ancora adesso mi piace giocare a bocce, per quello che chiaramente le mie capacità sono di tutt'altro livello, però le bocce si vivevano 50 anni fa e c'è ancora chi lo mantiene in vita questa tradizione. La bocciofila lì Olimpia, andate a vederla perché è veramente un gioiello di organizzazione e di capacità anche di gioco stesso. Poi un grande classico d'estate, dai, insomma, per tutti i grandi e piccini, quindi in spiaggia si gioca, no? Jesolo, dunque sia, insomma, anche qui a nord-est. Quindi domani ci sarà la chiusura, verso le 6 di sera ci saranno le premiazioni di questa gara e chiaramente insomma, sarò lì anch'io, anche perché essendo in memoria di mio papà non posso assolutamente non essere presente, anzi sarà un piacere ricordarlo nella sua veste giovanile di sportivo. Perché era proprio comunque il suo sport, era una passione? Cosa no, mio papà giocava a calcio da giovane, poi aveva la passione delle bocce, faceva tornei di bocce, noi siamo padovani di origine, lui andava tutti i giovedì sera ad allenarsi a Padova e tutte le domeniche, i sabati e la domenica si iscriveva a qualche gara nelle vari comuni, nelle varie province dove c'erano le bocciofile. Sì, era proprio una tradizione. Una passione. Allora, l'evento che la rende più orgogliosa di quest'estate è Suoni di Marca, mi è sembrato di capire. No, oppure devo dire la verità che quelli più dislocati, l'evento che mi rende più orgoglioso, ne accennava prima un po' Enrico, è il fatto che ormai la nostra organizzazione negli eventi è composta da quasi 40 associazioni. L'essere riuscito, con l'aiuto di Enrico e di altre persone che hanno cominciato a crederci immediatamente da quando sono partito in questa opera di rivitalizzazione del centro storico, a creare un movimento di 40 associazioni che si mettono a disposizione per aiutare a creare eventi in maniera tante volte disinteressata e anche qualche volta investendo anche qualche piccolo quattrino di tasca propria, io credo che sia il mio orgoglio, ma dovrebbe essere l'orgoglio di tutta la città di Treviso, perché vuol dire che c'è uno spirito sano, uno spirito positivo, uno spirito che ama Treviso. E per questo tante persone, parliamo veramente di tante, si mettono regolarmente a disposizione. Quindi questo è l'evento, che è un evento generale che mi rende più felice. La cosa che ha dato più fastidio gli attacchi di questi mesi, anche da parte dell'opposizione invece? Ma devo dire che ultimamente hanno anche smesso, forse perché era talmente difficile anche andare contro che si sono calmati. Ci sono stati dei momenti difficili, prima ne ricordava uno, fra me e i commercianti. Ormai cosa risale a un anno e mezzo fa? Un anno fa, esatto. Un anno fa esatto. Era primi di luglio. Sì, ecco, è un anno fa che si parlava proprio di ZTL, c'è stata una riunione pesantissima, però ripeto, ormai è acqua passata, continuiamo, abbiamo visto che questa è la strada giusta, abbiamo visto che non è la sola strada, quindi va bene i micro eventi, quelli che facciamo noi, va bene il grande evento che fa Marco o chi per esso, ci può essere qualsiasi altra associazione. E l'importante è che il nome di Treviso riesca sempre a diventare più attrattivo, più richiesto. Abbiamo un aumento del numero di turisti che è veramente notevole, le comitive, i gruppi sono tantissimi, ma anche le singole persone. Cercheremo di lavorare anche su un turismo più mirato alla specificità, quindi un turismo cicloamatoriale, un turismo, anche lo stesso turismo musicale, o un festival a settembre, questa settimana c'è la presentazione, settimana entrante c'è la presentazione ufficiale a Venezia dell'OM 2017 e l'obiettivo è superare le 100.000 persone. Oggi OM è un sistema attrattivo turistico, di conseguenza avanti con queste forme anche di turismo. Torniamo più nel piccolo, di solito c'è la polemica per le sagre invece, no? Ha visto, mai letto, troppi mercatini, troppe sagre, non ci si può ridurre a questo? Ma insomma, io vedo come ma compenetrarsi, le dice comunque. No, più che altro come organizzatore in Boro Cavour noi organizziamo una ventina di eventi all'anno, calcolando che sono tutti di domenica, vuol dire che quasi metà anno l'abbiamo occupato noi con i nostri eventi. Certo. Però ripeto che bisogna fare sempre l'equilibrio tra chi abita, chi ci lavora, bisogna trovare un equilibrio su tutto e credo che però sia l'unico risultato per vedere una città viva, per vedere sempre una città in movimento e renderla sempre più attrattiva. Ripeto, in questi anni secondo me l'abbiamo visto questo risultato, lo stiamo vedendo e quindi non è altro che seguire quest'onda, magari invece che fare dei micro eventi, come abbiamo però già iniziato anni fa, si fa un evento importante dove ci sono al loro interno dei micro eventi che
aiuta tutto a richiamare gente. Quante persone sono venute a vedere il cinema all'aperto? Saranno state un 200 persone. 200. Sì. E va avanti per quanto Va avanti tempo? per 7 sabati, di questa sera è il secondo, e per altri 5, quindi si arriva praticamente quasi a fine luglio. I titoli, perché io li avevo letti, non mi ricordo. Intanto Amici miei questa sera. Ci sono fantastico. due film per bambini, c'è ancora Fantasia, poi c'è Totò con I soliti ignoti, c'è Giannini e la Melato con il famoso film. Adesso è un libro solo il titolo. Esatto, vabbè, che però è capito? bellissimo, Certo. non so se ve lo ricordate, è un film meraviglioso, e vado a memoria, ora non me li ricordo nemmeno io tutti quanti in ordine, però abbiamo voluto I soliti ignoti, c'è ancora, il settimo non me lo ricordo. Però insomma, meritano tutti quanti di essere visti, perché ritornano proprio alle nostre. Con Signori e Signori. Bravissimo, esatto, si chiude con quello Signori e che Signori, era quello che infatti, mancava, l'ultimo Signore e Signori, esatto. Che per forza non può mancare questo. Esatto. Allora, vabbè, io ringrazio Enrico Zanon per questa chiacchierata e l'assessore Paolo Camolei, quindi come Fossantani dobbiamo andare. Assolutamente. Vi aspetto, ci rivediamo fra poco in piazza Rinaldi per vedere gli amici miei. Grazie, buona serata ovviamente con Antena 3, l'informazione non finisce qui perché tra poco c'è il telegiornale del Veneto. Grazie, buona serata.